tutti, oggi già a quest'ora già fa caldo. Oggi è iniziato il calore. Già a quest'ora è insopportabile, già fa caldo. Figuriamoci più tardi che farà. Quindi il sole è già comparso di prima mattina. Nuvole zero, ragazzi. Qua oggi squagliamo, come dico io. E sicuramente sarà una giornata molto calda, perché già dalle 7 era fuso, si sudava. Sì, infatti, quello stavo dicendo, che già più a mattina già fa caldo. Figuriamoci più tardi che succede, boh, non lo so. Cioè, stiamo alle 8 qua e già si suda, figuriamoci a mezzogiorno l'una che succede qua. Oggi mi sa che scappa a mare, ragazzi. La vedo proprio una giornata proprio tosta. Quindi dopo che un bel bagno ci vuole. Ma guarda qui, qua ci sta pure la luna. Non so se si riesce a vedere qua col cellulare, eccola qua. No, ecco qua, sta la luna, Patti, guarda. Mo' l'ho fatto caso, sta di fronte a me proprio, non la vedevo proprio. Con l'ingrandimento riesco a fartela vedere. Beh, sì, eccola qua. Sì, mo casualmente guardavo nel cielo per guardare il panorama, ho detto ma questa che cos'è mo? È la luna. Perché zoomando piccolino, poi vedi, fare un puntino, vedi le monte, ma già così è ingrandito, quindi eccolo così. Come potete vedere, nuvole zero. Oggi squagliamo. Secondo me, oggi mare. Non dico a luna, no, perché è pesante la luna. Dopo le 3 sicuramente ci andrò. Perché la giornata promette male. Ragazzi, gli UFO non sono arrivati purtroppo, niente caffè. Quindi hanno fatto tardi. Già dovevano arrivare ieri, ma non sono venuti. Riccardo, una chiappata. Una bella luna, ragazzi. Pure io, Patti, già avevo mangiato, quindi massimo il caffè, quindi ho detto ragazzi faccio la diretta solo se arriva l'UFO. Quando ho fatto quelle delle anime gemelle ho detto ragazzi se poi succede qualcosa la faccio dopo. Ma a voglio aspettare. Come potete vedere ragazzi, guardate, fa proprio caldo, già il sole è sulle montagne qua. Il mare invece sta qua e si vede l'azzurro. Anche se non si vede perché l'AFA non te la fa vedere, però eccolo qua. Quindi ragazzi, una buona giornata a tutti, buona domenica a tutti. Io sicuramente non dico a quest'ora perché non ce la farei a stare a quest'ora a mare, la verità. Però oggi pomeriggio, dalle 3 fino alle 7 e 8 sicuro ci vado. Sì, ma no, a mezzogiorno esagerato, infatti vai a squagliare, no. Io vado dove sta mio fratello, ci sta la cabina, sta tutto, quindi capì? Però stare mezzogiorno a mare, no. Ragazzi, sì, buona giornata anche a te, buona domenica. Ciao Patti, ciao ragazzi, ciao a tutti. Qui a Salerno ragazzi si squaglia già a prima mattina, ma non so da voi, ma qua fa cover.